Bene, adesso chiediamo al responsabile tecnico di Cadelbue, Pensa Moreno, considerando che la situazione di Cadelbue adesso, ai giorni nostri, ereditata dalla giunta Tosi, è una situazione appunto ereditata e partita come progetto a metà degli anni '80 e visto i cambiamenti degli iter burocratici e il tipo di raccolta che nel frattempo si sono susseguiti, volevo sapere a questo punto la scelta della tipologia per Cadelbue sul tipo di bruciatore che è stata fatta in sostanza. Sì, Sara, buongiorno. Allora, adesso Cadelbue sta in pratica trattando, con la chiusura di Legnago, sta trattando il rifiuto di 98 comuni. Stiamo parlando di circa 600 tonnellate al giorno. Ecco, le tecnologie che noi stiamo proponendo sono quelle che finora stanno dando i migliori risultati in campo nazionale. Perché? Perché Verona non ha più il tempo di perdere tempo, perché sono stati investiti parecchi soldi, ormai se ne parla da quasi 30 anni e, come dicevo, non si ha più il tempo di aspettare, di proporre nuove soluzioni che devono essere garantistiche. Ho capito, quindi in sostanza si sta privilegiando questa scelta, cioè quella di non accantonare la tecnologia fino adesso rincorsa, e proprio per non perdere i finanziamenti e per dare una risposta immediata quindi ai 98 comuni, che sono tanti 98 comuni da gestire. Sì, esattamente, voglio dire, cioè Cadelbue ha avuto finanziamenti che, se dovessimo passare ad altri sistemi, devono essere restituiti. Bisogna rifare tutto, il che vuol dire passare a nuove tecnologie, a nuove soluzioni, verificare gli impianti, perché comunque il rifiuto arriva tutti i giorni e deve essere smaltito tutti i giorni. Ok.